Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo per la giornata numero 3 del girone d'andata del campionato regionale di eccellenza Veneto, girone B. In campo al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo lo Spinea, che ha chiesto la settimana scorsa lo spostamento di campo perché questa partita si sarebbe dovuta giocare proprio a Spinea, invece è stata anticipato, insomma si sono spostate andata e ritorno e quindi si gioca qui al D'Agostin quest'oggi. Di fronte Spinea e la formazione di casa l'Eclisse Carini Pivigina. Vediamo le due formazioni. Lo Spinea manda in campo Urban, Zanchin, Ugo, Locchiatto, Zanon, Dei Poli, Brugnolo, Chinellato, Gasci, Beniamin, Nassivera. Risponde il signor Piero Paolo Deste, porta in panchina Scomparin, Padovan, Faggian, Barison, Canai, Barzan, Tessari, Cendron e Bonaldi. Squadre già in mezzo al campo, stanno decidendo la posizione appunto da assumere sul terreno di gioco. In completo rosso la formazione di casa, in completo giallo con banda blu sul petto la formazione dello Spinea. Vediamo la formazione dell'Eclisse. Allora Della Colletta, Segat, Moretti, Guerra, Francescon, Brustolon, De Zotti, De Faveri, Cibin, Scarabel e Dell'Andrea. In panchina con Della Bella troviamo Peterle e poi Fedato, Allegretti, Antoniazzi, Riva, Chiesurin, Pompeo, De Zotti e Ianco. Non compare nemmeno in panchina Damuzzo, che abbiamo visto effettuare riscaldamento nel corso del prepartita. Lo abbiamo visto mercoledì in Coppa, una Coppa che ha decretato un 2-2, un punticino giusto per passare il turno per la formazione di casa, nonostante un primo tempo non molto bello contro il Vittorio Veneto Falmec, che avrebbe forse meritato qualche cosina in più. Intanto la gara ha preso il via con il primo pallone lanciato lungo in verticale dalla retroguardia di casa per trovare subito il primo lancio in avanti, che è stata preda invece della formazione dello Spinea. Andiamo a seguire sul campo per quanto riguarda la nostra diretta e allora vediamo come si sono posizionate. Il lancio lungo intanto su Nassivera, che è un po' il giocatore d'esperienza del gruppo, è un 1986 con parecchie squadre dove ha militato il Bomber. Viene in avanti ancora, o meglio cercava di venire in avanti la formazione di casa, bloccata sul nascere dall'azione da Zanchin. Recupera tutto ancora lo Spinea, palla che si sta complicando per quanto riguardava lo Spinea. C'era Brugnolo che è andato per le terre scivolando e allora l'impostazione è affidata a Zanon che viene su Zanchin che arretra e cerca di tenere questa palla, si aiuta con il corpo per bloccare De Zotti, ci riesce anche per il rinvio lungo di Zanon, che va a pescare proprio dalla parte opposta il portiere Della Colletta, che tocca il suo primo pallone, poi lo dà. Attenzione al colpo di testa, è caduto malissimo il numero 5 Zanon, che infatti chiama subito l'intervento dei sanitari perché è andato molto alto di testa. Non è che abbia fatto ponte Cibin, però si è posato male, poi la caduta è stata abbastanza violenta. Speriamo non sia nulla di grave per lui, si tiene la mano sul fianco, però sembra che possa farcela. Però è entrato il sanitario, è entrato il fisioterapista, il massaggiatore della formazione dello Spinea, che però fortunatamente per Zanon non interviene, lo accompagna soltanto fuori davanti alla propria panchina. Poi potrà rientrare quando l'arbitro darà l'ok. Intanto la palla viene ridata da De Zotti al portiere ospite Urban. Ecco che rientra intanto Mattia Zanon, classe 92, ritorna in campo senza grossi problemi per lui fortunatamente. Il lancio in avanti a pescare la spizzata di Beniamin, che cercava Nassivera dalla parte opposta, non c'era. Chiude bene la formazione di casa con il duo Moretti-Francescon, che adesso dialogano insieme a Brustolon che viene sulla fascia destra con Segat che appoggia subito
cerca il preziosismo De Zotti che viene sbagliato, e allora Nassivera che chiama la palla, va al taglio molto interessante, Nassivera che controlla, il capitano va per il numero 10 Beniamin che mette dentro di prima intenzione, buono, e altrettanto buono il colpo di petto di Moretti che appoggia la palla al portiere della Colletta, che poi scivola cercando il rinvio lungo, e trovando il rinvio lungo è scivolato fuori, adesso si sta controllando i tacchetti. Va per le terre anche dell'Andrea dalla parte opposta del campo e può giocare la retroguardia di casa con Guerra che pesca in verticale sul numero 8 De Faveri, che gira dalla parte di Moretti, torna indietro, Scarabel, sempre lui un po' il motorino di questa formazione, buono Guerra che ferma tutti per la ripartenza dello Spinea, però perde palla nuovamente e ancora perde palla lo Spinea con Gasci che non riesce a girarsi, un classe 99, giovane anche lui, che accompagna il trio davanti composto da Gasci, Brugnolo e Nassivera, per l'appunto li vediamo schierati adesso con in appoggio Beniamin che funge un po' da trequartista, mi pare di aver visto questa posizione, questa postazione in campo. Nassivera, ancora lui, il capitano, va a trovare un appoggio, lo trova su Gasci adesso che di petto fa viaggiare la propria squadra con Beniamin che viene sulla fascia sinistra del campo, torna indietro, va a pescare il suo compagno di squadra che gli ritorna la palla, ancora Beniamin che è costretto, non ci sono varchi e allora è costretto ad andare da Zanon che scodella in avanti, ma la palla viene persa, poi recuperata in due tempi, prima dall'Eclisse, poi dallo Spinea, poi ancora dall'Eclisse, ma la riperde l'Eclisse con De Zotti e Gasci che se ne va, ancora si gioca in un fazzoletto e un po' di confusione, poi forse c'era il fallo di De Zotti che l'arbitro a poca distanza lascia correre, non protesta per la verità nemmeno Beniamin e quindi probabilmente ha preso pallone e caviglia, però fortunatamente è già alzato. Nulla da fare per la formazione di casa con Brustolon che alza la testa, vede Francesco in linea orizzontale, a sua volta va dalle parti di Moretti che mette giù la palla, lo scanvaglia in avanti per trovare Dell'Andrea anticipato non da uno ma bensì da due giocatori che vanno a bloccare questa sortita in avanti. Era uscito Dei Poli con la palla, con un colpo di testa a spezzare la trama di gioco della compagine di casa. Si riprenderà con le mani questa rimessa al quinto minuto di gioco, quinto e 27 per la precisione, sempre sullo 0-0 qui al D'Agostin di Pieve di Soligo per questa gara che si sarebbe dovuta giocare, come dicevo all'inizio, a Spinea, si gioca invece al D'Agostin, quindi ancora una partita casalinga per la formazione di casa. Viene in avanti Dell'Andrea, attenzione perché in un ottimo momento di forma, buono il traversone che stava per arrivare e giungere a Guerra, c'è stata la deviazione di un difensore dello Spinea, Cibin che punta l'uomo, 3 ne aveva da sorpassare e allora Guerra adesso, Guerra che va sul fondo, la mette dentro, molto bene Guerra, un bel traversone, il portiere però la mette fuori perché mi pare che uno dei suoi compagni si sia fatto male dalla parte opposta, tra l'altro fuori dal campo, quindi spreca la palla Urban, però voleva sincerarsi delle condizioni appunto del giocatore, penso sia Zanchin dalla parte destra del campo. Vediamo se Segat ridà la palla, sì, la voleva ridare. De Zotti non si era mosso, si è mosso invece per paura che la palla non gli fosse data. Beniamin che poi riconcede tutto ai propri 11 e riparte Beniamin sulla fascia ancora a sinistra del campo, va su Gasci che viene bloccato con un buon intervento di De Zotti che si mette in mezzo e lascia finire la palla in fallo di fondo. Riparte la compagine di casa con Moretti, attenzione Guerra un po' in difficoltà, deve palleggiare alto, deve uscire della Colletta che è fuori dall'area, precipitosamente dentro l'area subito perché abbiamo visto come Dell'Andrea nel turno di Coppa abbia beffato il portiere del Vittorio Veneto che aveva giocato nella seconda parte di gara qualche metro forse più avanti rispetto alla propria posizione, alla posizione che deve occupare un portiere. Indietro per Urban che alza la testa, guarda la posizione dei suoi e poi pennella per
Nassivera che viene anticipato da Francescon, buona la partenza di Francescon. Nassivera ancora viene anticipato dal onnipresente Scarabel. Nassivera cerca di recuperare la palla, ma niente di più di una spallata piuttosto violenta ai danni di Segat, che va per le terre, e allora si riprenderà con una punizione a favore dei rossi di casa. Della Colletta, attenzione, rischiato con Nassivera che è un volpone lì davanti, a fare attenzione. Scarabel che viene a prendersi la palla, la gira bene, si gioca sulla catena di sinistra con Dell'Andrea che viene bloccato, però ripartenze, poi indietro Zanon che va a riprendere palla per rigiocarla, e la rigioca ancora nella parte destra del campo. In mezzo c'è Chinellato che raccoglie palla, verticalizza per Nassivera, spintonato in mal modo da Francescon. Deve stare attento Francescon perché è un cliente non facile, ecco perché lo ha seguito quasi fino alla metà campo, poi i due si sono anche rapacificati, pollice alto di Nassivera verso Francescon, idem per Francescon. Zanchin con le mani per mettere in moto i suoi, però è difficoltosa la ripartenza dello Spinea perché vede le linee ben piazzate, le si può vedere in questa immagine di centrocampo, naturalmente con il 4-4-2 schierato da Della Bella, che poi si trasforma all'esigenza, perché io ai numeri ci credo molto poco. E allora con le mani Moretti sulla fascia sinistra del campo, guarda la posizione dei suoi e la mette lì dove dovrebbe esserci Cibin, che viene anticipato bene dal suo diretto avversario. Moretti è costretto ad andare indietro con questo pallone, buttato lì un po' a casaccio per costringere Brustolon in difficoltà. Anche Segat ha difficoltà un po' ad uscire in questi minuti iniziali la formazione di casa, anche perché lo Spinea ha scelto di pressare alto. Vedete, vengono fuori i difensori proprio alti, i centrocampisti rispetto alla loro linea di mediana un pochino più alta nel pressing sul centrocampo di Pieve di Soligo. Ancora con le mani, via per il gioco che va su linee orizzontali, è Zanon che chiama palla, la ottiene, e allora Zanchin adesso che deve girarsi con il corpo come gli suggeriva il tecnico, che adesso allarga le braccia. In effetti Zanchin sbaglia questo, ma era già messo male con il corpo, si vedeva proprio da come avrebbe raccolto il pallone che ci sarebbe stato lo sbaglio, così è stato. E comunque diamo tempo soprattutto ai giovani, classe 2000 stiamo parlando, diamo tempo ai giovani di poter sbagliare anche in partite importanti, anche in partite di campionato, insomma succede a tutti, non c'è nessuno, come si dice, è nato imparato, no? Quindi va bene così. Zanon ancora la manovra per Chinellato per Zanchin che scodella in avanti, questa volta riesce il passaggio, prova ad andarsene Brugnolo che viene anticipato e fermato in due, ma senza fallo da Scarabel e da Segat. Palla ancora che gravita qui sulla zona di Segat, che non anticipa il numero 9 Gasci, lascia giocare, va indietro per Zanchin, ancora su Zanon, e adesso è lo Spinea che cerca di far aprire qualche varco alla formazione di casa, mentre il tecnico Deste ne ha approfittato per dire qualcosa a Zanchin, soprattutto sulla sua posizione, perché forse lo vorrebbe un pochino più alto rispetto a dove sta adesso. Francesco lancia lungo su De Zotti, Zanchin si ritrova la palla lì e la getta in fallo laterale. Ancora Deste che dà qualche aiuto ai suoi giocatori. Segat con le mani, il rinvio sui piedi, Benjamin che va a mettere fuori questo pallone. Ancora Zanchin sempre con le mani, viene a prendersi palla Cibin ma la perde poi nel controllo un po' complicato. Pressa Dell'Andrea,
ma si libera bene il numero 6 dei Poli del suo diretto avversario. Lancio lungo su Nassivera sulla fascia destra del campo, marcato, eseguito come un'ombra da Francescon, raddoppio di marcatura con Moretti che gli mette fuori la palla. Vedete come devono esserci stati ordini di raddoppio su Nassivera quando va in velocità e quando va naturalmente poi dentro l'area. Nassivera ancora anticipato, questa volta da Guerra, che mette fuori di testa la palla, poi ha difficoltà di ripartenza Cibin, la palla indietro, fortuna per lui con Segat che cerca di ridargliela, non ci riesce perché questa volta Zanchin è posizionato bene, esattamente dove voleva il suo mister. Stop di petto elegante di Segat che poi si complica la vita, però fortuna sua va a prendersi un fallo subito dall'onnipresente Nassivera, anche lui un po' dappertutto in questi primi minuti di gioco del primo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 qui al D'Agostin. Sono trascorsi 13 minuti e 40 di gioco, siamo quasi al primo quarto d'ora e ancora si è visto pochino al nostro tabellino, non abbiamo azioni degne di nota e degni di tiri in porta. De Zotti che si complica la vita, perde la palla, poi il tentativo di Gasci di scambio 1-2 non riuscito perché blocca ancora la retroguardia di casa. Brustolon alza la testa, vede Guerra in mezzo alle linee, poi Scarabel che è venuto ad aiutarlo, Scarabel che sbaglia questo lancio in verticale. Nassivera che se ne va, attenzione Nassivera entra in area, può metterla dentro, interessante questo pallone che stava per arrivare a Gasci. Nassivera però ha fatto vedere di che cosa è capace, ve l'avevo detto, giocatore da tenere. Con molta difficoltà Francescon non era riuscito sul lungo a bloccarlo, ha messo dentro questa palla che è volata alta per Gasci e allora niente da fare. È comunque la prima azione degna di nota, diciamo così, vicino alle aree di rigore delle due compagini. In questo caso è stato lo Spinea a farsi vedere dalle parti della Colletta. Scarabel chiama Francescon in mezzo al campo. Francescon non può servire Moretti perché era coperto da Nassivera, ne sbaglia nel servire invece Guerra, palla che ritorna allo Spinea che la riprende, la rigioca sulla fascia destra del campo, che mi pare quella più viva, forse perché hanno capito che Moretti sta un pochino più alto e attaccato, poi Francescon attaccato da Nassivera può provocare qualche problemino. Staremo a vedere. Segat sulla catena di destra cerca De Zotti, lo trova bene, poi Cibin, qui c'era il fallo di Zanon perché la scarpata era arrivata quasi al viso. Non è d'accordo il mister dello Spinea che protesta con l'arbitro, ma secondo me c'era tutto il fallo di Zanon. Scarabel pennella e qui c'era un altro fallo, si sono appesi i due, fa bene in questo caso l'arbitro che è il signor Bortolussi della sezione di Nichelino. Mi immagino il viaggio da Nichelino, insomma, per il signor Bortolussi per arbitrare una partita di Serie D, ne ha fatti di chilometri. Zanchin indietro ancora per Zanon che va dalla parte opposta dove c'è dei Poli che punta. Si è fatto vedere Chinellato ma non l'ha servito, va a pescare Brugnolo molto bene, la tiene giù anche con un bel colpo di petto, poi dietro questa palla che cerca di far girare ancora Chinellato che verticalizza molto bene, attenzione perché le marcature per fortuna dell'Eclisse pescano in fuorigioco Jacopo Beniamin, classe 2002, però marcature un pochino troppo larghe per i miei gusti. E adesso Della Colletta, fortuna sua, va alla rimessa lunga con i piedi, chiama la posizione dei suoi, vuole lanciare lunga, De Zotti non guarda il portiere, adesso si gira De Zotti, Cibin e Dell'Andrea, è un bel trio sicuramente lì davanti che può creare, l'importanza è di avere degli appoggi sempre e dei lanci che possono far viaggiare questi tre giocatori che
quando li fai correre e quando li fai giocare più vicini all'area di rigore, insomma, possono essere importanti. Brutta questa palla in orizzontale, non si fa mai, lo insegnano nei settori giovanili, guai alle palle in orizzontali rischiando. Questo aveva proprio rischiato grosso il giocatore dello Spinea, perdendo questa palla. Nel frattempo ancora la compagine di casa che dialoga con Segat, che alza la testa, vede Cibin che commette fallo Cibin su Zanchin, che va a terra, mentre Deste mi pare che stia protestando, o meglio parlando con Chinellato, perché in effetti Chinellato è entrato poco nel gioco dello Spinea fino a questo momento. Dovrebbe, eccolo qui Chinellato, dovrebbe venire giù e prendersi la palla e poi impostare secondo la posizione, secondo il ruolo che mi pare vada ad occupare. Beniamin che perde palla, la recupera Scarabello ovunque e dovunque, come l'abbiamo soprannominato. Della Colletta, un altro piattone di Scarabella su Moretti, che non ci pensa due volte, va a pescare molto bene Dell'Andrea. C'era il diretto avversario che aveva alzato la mano, alzato il braccio alla Franco Baresi, però non c'era il fuorigioco e allora si riprende. Ecco che scende per la prima volta, penso, la fascia destra del campo con Segat, che prova a mettere dentro questo traversone che coccia contro il giocatore dello Spinea, il numero 10 Jacopo Beniamin. Palla in fallo laterale, ancora con le mani il giocatore di casa, che mette un buon pallone su Scarabel, che si era liberato anche bene, ma l'ultimo tocco è stato dello stesso Scarabel e quindi si riprenderà con una rimessa in gioco per lo Spinea in maglia gialla con bordo blu sul petto, completo rosso invece per la formazione di casa dell'Eclisse Careni Pievigina. Guerra che cerca di far passare il pallone, c'era anche riuscito ma in un groviglio di uomini, poi lo riprende lo Spinea. In avanti Beniamin ancora, poi si ferma, 3 uomini su di lui, o meglio 2 su di lui, poi uno più dietro ed era Segat con Gashi in marcatura. Ancora un colpo preso da Zanchin che si massaggia la parte retrostante del suo corpo. Un brutto colpo, fa male sicuramente, dalla parte dei poli che avanza Chinellato, che si schianta contro il pari quota, o meglio il pari numero De Faveri. Perdono palla quelli dell'Eclisse con buona questa azione ben giocata da Nassivera. Viene in avanti ancora la compagine dello Spinea, salta con estrema facilità, mette anche dentro un buon traversone, se non fosse che era un po' troppo lungo e termina direttamente sul fondo. Però altra buona azione con Segat, inspiegabilmente troppo fermo, perché è stato fermato, è stato bloccato, è stato ingannato dalla finta del giocatore dello Spinea. Tutta di prima questa triangolazione della compagine di casa per uscire dalle retrovie, lo fa bene adesso Moretti, che serve, pesca e vede Scarabel che altrettanto bene mette su Dell'Andrea, che di prima intenzione non ci ha pensato molto, ha messo una palla interessantissima in mezzo all'area per Cibin, che non è arrivato. Peccato, perché azione molto bella al 21esimo minuto di gioco, con Dell'Andrea che mette in mezzo per Cibin, ma non arriva. Eccolo Cibin che ci prova da solo sulla fascia destra del campo, nulla da fare. Ancora palla conquistata e trovata sui piedi da Zanchin. Si arrabbia e non so se avete sentito le urla dalla panchina di Deste.
che ce l'ha un po' con il suo centrocampo, perché effettivamente dà poco appoggio, dà poco aiuto alla difesa in questo caso. Colpo di testa di Nassivera, sfiorata la palla, va a metterla a terra il numero 8 di casa che è De Faveri, poi l'appoggio sul portiere della Colletta. Forse qui c'era il fallo di Cibin, l'arbitro ha lasciato correre. Ha ragione forse di protestare Chinellato, che era stato spostato da tergo dal giocatore di casa. Gli è andata bene, l'arbitro ha lasciato correre, ha fatto giocare, però azione terminata, azione conclusa con un niente di fatto. Attenzione, Guerra, palla corta su Brustolon che è costretto a metterla lunga, va a terra Cibin trascinato dal suo diretto avversario, ma l'arbitro, che è un arbitro che lascia giocare sui contatti, lo abbiamo visto e capito, quindi dovrebbero anche vederlo e capirlo i giocatori senza protestare. Si alza in effetti Cibin senza protestare. Dell'Andrea che prende palla, bene, si gira, dà la palla ancora per il numero 8 De Faveri, che cerca ma non trova De Zotti sulla fascia destra del campo, palla che termina innocua tra le braccia di Urban, che ha fatto già viaggiare i suoi. Chinellato, che adesso sembra essere entrato di più nel gioco dello Spinea, sventaglia bene in effetti dalla parte opposta su Beniamin, che va al tiro, poi in mezzo all'area da solo Nassivera colpisce di testa e c'è il gol, avete visto? Allora Beniamin che mette dentro questa palla per Nassivera, e Nassivera, che era lì tutto solo, mette all'angolino, colpo di testa e gol della formazione dello Spinea. È veramente un buco colossale della difesa dell'Eclisse al 24esimo minuto di gioco, quasi su azione che poteva considerarsi finita, perché c'era stato il tentativo di tiro a giro bloccato, poi la palla è ritornata a Beniamin, ci ha riprovato, ha messo dentro questa palla, non so se avesse visto il suo compagno di squadra completamente libero. Sta di fatto che senza grossi problemi e con tanta esperienza, un appoggio di testa sull'angolino per Della Colletta, non c'è stato nulla da fare. Nassivera timbra il cartellino, e lo avevamo detto all'inizio gara: controlliamo questo uomo, non si possono lasciare metri, e vedete anche adesso sullo spazio va a prendersi la palla, la mette giù con il petto, ritorna a giocare. Attenzione alle difficoltà. Nassivera adesso vanno a rallentare, chiaramente quelli dello Spinea hanno trovato il vantaggio, quindi eccoli qui, vanno indietro sul portiere, su Urban, che va a giocare su Zanon che chiamava palla. 25esimo minuto di gioco, quindi dopo 25 minuti trova il vantaggio di un gol la formazione ospite, che passa per il momento al D'Agostin. 26 adesso, con pallone che va ancora dalle parti di Urban. È un Eclisse che per il momento non ha trovato il bandolo della matassa, possiamo dire così. Ha provato ad entrare tra le maglie dello Spinea, non c'è riuscita. Chi invece c'è riuscito è lo Spinea stesso, che ha proprio colto in è giusto, sono d'accordissimo, perché questo fallo da tergo, una spintonata di spalla che serve a poco o a niente, perché palla poteva essere controllata. Ripeto, anche qui Gioventù 2001, Manuel Segat, uno dei giovani tra l'altro anche più interessanti, possiamo dire, però questo è un errore che non devi fare, ma però qualcuno glielo dirà, prima o dopo. Beniamin, l'autore dell'assist, che si becca una falciata da Guerra. Comincia un po' di nervosismo adesso, perché quelli dell'Eclisse hanno visto che lo Spinea non è venuto a fare sacrifici qui a Pieve, e se la sta giocando la partita. Gioca ancora con la spinta di Zanchin sulla fascia, ancora per Brugnolo per Gasci. Il tentativo di tiro, tra l'altro anche molto buono, che incoccia per fortuna di Della Colletta su alcuni stinchi dei padroni di casa.
palla indietro tutta per costringere a salire la formazione di casa e adesso a risalire anche gli avanti dello Spinea che erano lasciati andare in fuorigioco. Bravo Guerra che guadagna il fallo. E Guerra che va per le terre, atterrato da Brugnolo, Riccardo Brugnolo 98, concede questo fallo, concede questa punizione, mentre mi pare Nassivera sia al cambio di scarpette qui davanti alla panchina dello Spinea, mentre Scarabel alza la testa, guarda il piazzamento dei suoi e prova a mettere dentro questa palla deliziosa che viene gettata fuori dalla difesa dello Spinea, poi Francescon che la butta in avanti relativamente su Segat che poi sbaglia. Attenzione, ancora lasciato libero Nassivera, troppo libero, troppo spazio per un giocatore che si può muovere, può giocare, può colpire, deve fare attenzione. E allora adesso con molta calma, tanta calma, va alla rimessa in gioco con le mani il giocatore Zanchin dello Spinea che torna indietro su Zanon e la linea chiaramente dell'Eclisse si alza immediata, però di poco, insomma, perché siamo ancora qui. Attenzione a Zanon che rischia per andare con un passaggio a tergo ad Urban. Adesso Zanchin non ce la fa a tenere questo pallone troppo difficile, alto, e allora con le mani per la formazione di casa ancora Segat su due volte per Scarabel che anche lui ha difficoltà quest'oggi. Guerra, vediamo il cross di Guerra, rasoterra per il colpo e c'è il pareggio. Allora rasoterra prima del numero 7 di De Zotti che ha trovato il portiere e poi ancora dell'Andrea. De Zotti, tocco rasoterra, il portiere ci mette la pezza, ma palla che arriva sui piedi del solito dell'Andrea che realizza il gol del pareggio. E vediamo il minutaggio, sono passati esattamente, ve lo diciamo subito, è il 30°, sono passati esattamente 6 minuti dal gol dello Spinea, quindi tutto come prima. 1-1, situazione di parità qui al D'Agostin, si torna a giocare con tranquillità da parte della formazione di casa che ha rimesso subito in linea la compagine ospite facendo capire che insomma non avrebbe voglia di fare passi falsi ulteriori, però non così, perché De Zotti la perde questa palla. Beniamin è un furetto che sta giocando abbastanza bene, Beniamin è un 2002, tra l'altro un giovane piuttosto interessante. Forse c'era un fallo, rimane a terra un giocatore dello Spinea. Zanchin però aveva già giocato questo pallone, butta in avanti per Gasci questa sfera che arriva dalla fascia destra del campo, taglia tutto il campo cercando Gasci dalla parte opposta, non la trova e allora è ancora situazione di parità 1-1 con Stefano Della Bella che si appoggia alla sua panchina dando qualche suggerimento ai suoi. Eccolo qui, vediamo dare suggerimenti ai suoi. Cibin bravo a venirsi a spizzare questa palla per cercare De Zotti che, come spesso accade a De Zotti, non me ne voglia, prima di entrare in partita fa un po' fatica e poi rimane sempre un pochino troppo etereo, così bello da vedere se vogliamo, però poco incisivo. Deve trovare la maturità, deve trovare il suo modo di giocare, insomma la sua caratteristica. Adesso sta parlando proprio con il mister, era davanti alla panchina. Della Bella non si è fatto perdere l'occasione per dirgli qualcosa, qualche suggerimento, mentre Zanon torna indietro sul portiere Urban per ricominciare dalla difesa la ripartenza degli ospiti che adesso con Urban scaraventano in avanti questo pallone. Guerra c'era riuscito, ancora De Zotti che sbaglia questo pallone. Beniamin che gravita bene in mezzo al campo, si è fatto vedere questo giovane, esce bene Segatta adesso, però viene
rimontato a sua volta dal numero 9 Gashi, che gli stava per rubare la palla. Poi la palla è terminata fuori, allora ancora Cibin in mezzo a due travolge Beniamin, chiede scusa e potrà riprendere a giocare con Chinellato, che cerca di posizionare la palla dove è avvenuto il fallo. Poi ci pensa Zanon a scaraventarla in avanti per Nassivera, ancora Nassivera che punta, si è liberato di Francescon con troppa facilità, e poi il rischio, anzi si era liberato del numero 6 Brustolon con troppa facilità, il rischio di autogol di Francescon, che sul tiro di Nassivera quasi autogol per la formazione di Casa. E c'è il primo calcio d'angolo per quanto riguarda lo Spinea, un calcio d'angolo a 0, non ne ha battuti nemmeno uno la compagine dell'Eclisse. E allora Nassivera, ancora lui, dalla bandierina si muovono in mezzo all'area, palla troppo bassa, però ci arriva in qualche modo Zanon, mi pare di aver visto tra un groviglio di uomini il numero 5 che si è spinto in avanti, in effetti al posto suo adesso c'era a colpire di testa Chinellato. Eccolo Zanon che è ritornato precipitosamente nella sua posizione, non tira via la gamba De Zotti e fa un brutto volo il giocatore dello Spinea. E Nassivera, il capitano, ammonito De Zotti, sì, avrebbe potuto secondo me levare la gamba, e non sarebbe successo nulla. Ci sta l'ammonizione che il signor Bortolussi della sezione di Nichelino ha comminato al giocatore di Casa. Si riprende a giocare con un po' di maretta, adesso stanno protestando un po' tutti e chiaramente fischia l'arbitro. E queste sono cose che dovrebbero sapere i giocatori. 34esimo minuto di gioco, sono 11 al termine del primo tempo. E allora Zanchin è pronto a rimettere in avanti questa palla, sbagliando tutto. Segat facile per lui, può rimpostare con Scarabel, trova a centrocampo dell'Andrea che viene messo a terra dal numero 6 dei Poli, che si becca la munizione. Chiaramente il fallo c'era tutto, e poi anche dagli spalti, insomma, se non avesse dato il cartellino giallo l'arbitro sarebbe stato sicuramente fischiato e contestato. Però l'arbitro giustamente ha ammonito dei Poli. Batterà questa punizione proprio sulla linea di metacampo Brustolon, che va a servire Segat ancora sulla fascia destra del campo. Non entra e non spinge Segat, butta lì questa palla che è preda ancora della formazione ospite, la mette giù Segat con qualche difficoltà, la perde, poi prova a ripartire lo Spinea, fermato ancora dal duo Scarabel Guerra, che poi perdono palla, e allora può ripartire ancora una volta la formazione dello Spinea con l'Occhiatto che va indietro, rischia, ma c'è Chinellato in mezzo al campo che fa buona guardia. Ancora indietro questa palla, gioca con un colpo di testa dei Poli per servire Urban, che va dalla parte di Zanon che vede Beniamin venirsi a prendere palla molto bene. Jacopo Beniamin, che un furetto che sta giocando bene in mezzo alle linee, ha portato e ha dato l'assist del gol, ma soprattutto, eccolo ancora qui, è in grado di rompere il gioco ma anche di impostarlo, come abbiamo visto in alcune occasioni. Quindi bene la sua entrata in gioco nel match. In avanti ancora la formazione di Casa, voleva andare a pescare Moretti dell'Andrea, non c'è riuscito per poco, e allora lo stesso dell'Andrea con le mani, dell'Andrea per Moretti che è rimasto alto. Dell'Andrea deve andare indietro su Francescon, attenzione, con il numero 6 Brustolon, alza la testa, guarda la posizione di Dell'Andrea, è la solita posizione dove si piazza il giocatore, costringe al colpo di testa e alla rimessa in gioco con le mani per aver buttato fuori la palla Ugo.
dalla parte opposta. Cibin cerca di andarsene, ma non c'è fallo. È un bel duello questo, attenzione, è un bel duello tra Cibin e il suo difensore, il suo marcatore, perché Cibin ha esperienza e si era avvinghiato, diciamo, lui si era appeso al giocatore. In avanti Nassivera, intanto attenzione, la ripartenza dello Spinea, bisogna stare attenti a queste ripartenze dello Spinea. Riprende palla, Chinellato in mezzo al campo, ancora per Nassivera, punta l'uomo, attenzione a Segat, deve tenerlo 1 contro 1, poi indietro la palla, poi la spreca la Nassivera e allora c'è Scarabel che prova a ripartire, lo fa bene Dell'Andrea, si gira bene anche lui, Dell'Andrea che va a pescare De Faveri sulla fascia sinistra del campo, prova a spingere, si ferma perché è contratto dal proprio uomo, ancora indietro Psi per Dell'Andrea che è venuto in mezzo al campo a prendersi palla, non deve reagire Dell'Andrea, è chiaro che è uno degli uomini più importanti della formazione di casa e quindi si sa insomma dove qualche falletto bisogna fare, no? Come aveva pensato Brugnolo, l'aveva trattenuto, non l'aveva presa bene Dell'Andrea, l'arbitro ha lasciato correre. Francescon per, attenzione De Faveri in orizzontale per Brustolon, Guerra, bene questa azione, avanti per Segat che prova a metterla dentro, va per le terre, poi arriva Dell'Andrea, d'un soffio, nulla da fare, d'un soffio questo cross di Segat per Dell'Andrea che non arriva all'appuntamento con la deviazione, peccato perché avrebbe potuto avere un'altra risoluzione questo schema, questo lancio. Vedete che comunque ogni qualvolta l'Eclisse prova a spingere sulle fasce si creano dei problemi. Il calcio, lo ripeto, l'abbiamo detto all'inizio, numeri, schemi, è bella intanto questa azione che buggera il centrocampo di casa con Nassivera che sventaglia dalla parte opposta, fortunatamente c'è Moretti che ci mette la testa e allora può ripartire ancora, no, scivola Dell'Andrea che poi cerca di riprendersi il suo diretto avversario Ugo che fa una bellissima cosa, mette dalla parte opposta, attenzione a Nassivera, entra dentro, ha voluto peccare di egoismo, dice al suo compagno Agasci che voleva metterla dentro, ci crediamo? Bah, non lo so, conoscendo Nassivera posso anche dire che da bomber, insomma da numero 11, lì ci sta anche che tu vada al tiro, poi se esce il gol viene un bel gol, se esce un tiro così, insomma vabbè, però da Nassivera possiamo accettarlo. È rimessa in gioco con le mani perché la palla termina fuori, una ripartenza brutta dell'Eclisse. 40° minuto di gioco, c'è il fallo di Brustolon, non deve arrabbiarsi. C'è il fallo di Brustolon con palla tra le mani Chinellato che poi la lascia lì perché tanto sa che da lì batte Nassivera e allora si attende che il giocatore dello Spinea si alzi. 40 minuti di gioco, 5 al termine, vediamo se ci sarà qualche cosa da recuperare, però mi pare che poco, sì, 1, 2, sì, poco però secondo me di stop del gioco, vediamo, insomma forse un minutino ci potrebbe stare. Nassivera 2 adesso c'è una persona nel pubblico che dice all'arbitro hai fatto 11 passi e non 9 e 15, ci vuole anche voglia da parte. Il colpo di testa non arriva, la deviazione, 3 uomini su questo cross di Nassivera hanno tentato la deviazione, nessuno ci è riuscito e come stavo dicendovi appunto che una persona dal pubblico ha redarguito l'arbitro che aveva fatto secondo lui non 9 e 15 ma 11 passi andando indietro con la barriera. Vabbè, Guerra che raccoglie palla, la fa mettere sul punto dove dice l'arbitro per la punizione e c'è Brustolon pronto al lancio in avanti, guarda la posizione dei suoi, Cibin lotta, fa sportellate, niente da fare, va a riprendersi il pallone Brugnolo ma la palla era già fuori sul rinvio dei suoi compagni e allora ci prova
Segat con palla tra le mani vede Cibin ancora in mezzo a due giocatori e vedete come adesso secondo me forse c'era più fallo del giallo, del giallo inteso del giocatore dello Spinea, però vedete come ormai l'arbitro sa che Cibin si appende da furbo, ma questa è la bravura dell'attaccante, e questa volta attenzione a questa spizzata pericolosissima, una palla rovinata e poi regalata da Gashi, che poteva ringraziare. Segat appoggia sanguinosamente verso il portiere, anticipo di Gashi che tira al volo ma sopra la traversa. Occasionissima questa, occasionissima per portarsi in vantaggio la formazione ospite. Spreca questo regalo di Segat e quindi immagino che Della Bella non attenda altro che il doppio fischio tra il primo e il secondo tempo per andare negli spogliatoi, tirare un po' di sospiri. E bellissima questo tiro dai 30 metri abbondanti di Scarabel, tiro che il portiere mette in angolo. Un gran bel tiro per Scarabel, che è la sua specialità. Guadagna il primo calcio d'angolo l'Eclisse, 1-1, e allora alla battuta dell'Andrea che la mette lunga vanno a terra un paio di giocatori, uno rosso e uno giallo, quindi accontentiamo tutti. Si rialzano fortunatamente, nessun problema. Palla che rimane lì in fallo laterale, sarà giocabile con le mani. Adesso potremo vedere quanti minuti vengono concessi di recupero, se ce l'avamo sbagliati oppure no. Un'altra situazione di... C'è un uomo a terra, è un uomo di casa, Guerra, Scarabel, De Zotti, si alza intanto dell'Andrea, Beniamin che va a lottare, perde il pallone. Un minuto, avevamo visto più o meno giusto, insomma. Un minuto di recupero nel primo tempo, la gioca subito, ma deve aspettare il fischio dell'arbitro, e quindi c'è nulla da protestare, perché non è che possa cancellare la punizione perché ha tirato prima, deve aspettare il fischio dell'arbitro, e quindi tutto giusto, tutto bene. Nassivera ancora vuole che dell'Andrea vada un pochino più indietro, posizionati, mette dentro questa palla, colpisce in pieno volto dell'Andrea che non si gira nemmeno. Nassivera voleva anche fermarsi e chiedere lumi su questa pallonata, invece l'ha assorbita bene dell'Andrea, anzi l'ha assorbita più che bene, perché ruba palla, chiama e vuole la vicinanza dei suoi giocatori, dei suoi compagni di squadra. In effetti la chiamata era per Cibin, che poi non riesce a trattenere palla che viene messa in fallo laterale, ma basta, dice l'arbitro, per il primo tempo. Si sono giocati 46 minuti di gioco, 1-1 il risultato. Linea allo studio. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Ritorniamo in collegamento con il D'Agostin di Pieve di Soligo, dove sta per iniziare il secondo tempo della gara tra l'Eclisse e lo Spinea. Risultato per il momento fermo sull'1-1. Avevano segnato prima gli ospiti intorno al 24esimo minuto di gioco con un colpo di testa di Nassivera, e il pareggio è avvenuto 6 minuti dopo, al 30esimo, alla mezz'ora, con Dell'Andrea che tramutava in gol. Parte intanto la gara e allora andiamo a seguire questo secondo tempo, questi secondi 45 minuti di gioco che la partita è stata anche piacevole da seguire, e anche il pubblico pensiamo si sia divertito sugli spalti del D'Agostin. Una partita che per il momento regala 2 gol, uno a testa, e regala quindi un punticino in classifica ad ognuna delle 2 squadre per il momento, quindi Eclisse che salirebbe a 2 punti e la formazione dello Spinea invece un pochino più in alto andrebbe a collezionare il suo quinto punto della classifica, quindi rimarrebbe per così dire insomma in terza posizione. Ma la partita non è finita, ne mancano 45 da giocare, più eventuale recupero per le sostituzioni che probabilmente e sicuramente ci saranno. In avanti lo Spinea ancora con Ugo, che adesso cambia gioco, o meglio tentava di cambiare il gioco dalla parte opposta, non c'è riuscito. Ancora Natal, ancora Zanon che cade alla stessa maniera di come era caduto proprio nel primo tempo, più o meno ad inizio gara, ricade andando ancora a colpire di testa e ancora posandosi su Cibin. In avanti Dei Poli che va sul numero 5 Zanon, che poi pesca la fascia con Zanchin che scaraventa in avanti questo pallone. Segat, colpo di testa all'indietro per De Zotti, tutto fuori per questa palla che Scarabel cerca di giocare, arriva a spingere Moretti sulla sua fascia di competenza, poi segue, va in sovraimpressione, Dell'Andrea lo vede, capisce che doveva continuare a correre, invece Moretti si era leggermente fermato, aveva rallentato la corsa. Nassivera che la mette giù in qualche maniera, forse c'era il fuorigioco, ma il guardiano, eccolo qua, sì, pensavo che il guardialine fosse stato in posizione decisamente più indietro del giocatore, non in linea, quindi invece ha visto bene, posizione di fuorigioco per l'avanti dello Spinea. E allora si gioca con la punizione battuta da Francescon, che in orizzontale va ancora un po' pericolosamente su Segat, che poi si complica la vita perché non la dà via subito, e poi quando arriva a fare il traversone è preda dello Spinea, che può reimpostare con Dei Poli. Ugo, indietro ancora Dei Poli, anche lui in orizzontale per Zanon, la mette a terra e allora chiama a lavorare Urban. Il portiere va ancora sullo stesso Zanon, può ripartire da basso la formazione ospite con Zanchin sulla stessa catena, trova il passaggio poi chinellato di testa, ancora chinellato in mezzo al campo, la riprende, la gioca su Dei Poli che poi decide di partire in avanti, viene anche atterrato, l'arbitro lascia correre. Adesso c'era il fallo visto di Dell'Andrea che tira per la maglia il giocatore Beniamin, e c'è il fallo guadagnato dalla formazione ospite. Chinellato sventaglia la palla, 2 uomini sulla fascia, poi cambia tutto, un traversone a cambiare il campo, buona la finta di Scarabel che poi vede andare Dell'Andrea, anzi è De Zotti che viene anticipato, De Zotti sulla corsa, è riuscito il suo difensore a bloccarlo. Nassivera che va a prendersi la palla ma commettendo fallo sul suo diretto avversario, e mi pare che Francescon ad avere la peggio, un colpo al volto mi pare involontario sicuramente, però
ci sta. Punizione battuta da Brustolon, butta in avanti questa palla alta, lunga, ancora Cibin che lavora di esperienza appendendosi alla maglia, pure Dell'Andrea si appende la maglia del suo diretto avversario e quindi ci sta la punizione al quinto minuto di gioco, punizione per lo Spinea, che Urban va alla battuta lunga, immaginiamo, per spostare in avanti leggermente il baricentro, prova a spingere più decisamente la formazione di casa. Nassivera di testa, la spizzata, attenzione perché Francescon sbaglia l'intervento, poi il tiro di Gasci ancora non c'è, oggi è un po' sfortunato Gasci perché poteva sfruttare ancora di uno svarione difensivo di Francescon, palla che stava per costare cara al difensore centrale di Pieve ed è il secondo calcio d'angolo per lo Spinea che Nassivera si appresta a battere con 7 uomini in area. C'è stata la spinta non vista, tra l'altro lasciata correre, di Locchiatto che aveva spintonato da tergo il proprio difensore, palla che termina fuori. In avanti tutta, gettata ancora sulla catena di sinistra, l'arbitro lascia andare, c'è un uomo a terra, c'è un giocatore dell'Eclisse a terra, palla per Nassivera che va sull'angolo destro, raddoppio di Moretti, poi il tentativo di guadagnare il calcio d'angolo riuscito e c'è il terzo calcio d'angolo per lo Spinea che prova ad uscire dallo stop che aveva cercato di mettere la formazione di casa, bloccandoli lì sulla propria metà campo. Nassivera che stava per fare un golasso perché quasi da calcio d'angolo Nassivera aveva sorpreso tutti. Adesso c'è un po' di marasma in campo, c'è un fallo su Dell'Andrea che l'arbitro lascia correre, si arrabbiano un po' tutti dagli spalti e al 7° minuto Nassivera da angolo poteva e ha fatto gridare quasi gol con la difficoltà del portiere della Colletta e del difensore posizionato sul palo, sorpresi sicuramente dalla traiettoria dell'angolo di Nassivera. Palla che termina in fallo laterale adesso per quanto riguarda la formazione di casa. Segat con le mani, poi ancora giù la palla, Segat la mette dentro, si alza e va alla presa sicura Urban con il rinvio lungo, troppo lungo per l'altro portiere da una parte all'altra, e allora Deste ne approfitta per chiedere al suo portiere di giocarla un attimino più vicino, magari scegliendo destra o sinistra. C'è il fallo adesso del giocatore di casa sull'avanti dello Spinea, Segat costretto a lasciare lì il pallone, lasciare e ad andare in marcatura in mezzo all'area. Batterà Chinellato, mi pare. Sì, si è sganciato sulla fascia, la palla viene toccata pericolosamente da un giocatore dell'Eclisse, il lancio lungo, pedalare per Dell'Andrea, non vuole rischi, non vuole problemi dei poli, che poi inciampa male oppure prende un pestone da tergo da parte di Dell'Andrea, che voleva velocizzare la ripresa del gioco, lascia lì il pallone invece ed è costretto ad aspettare. È arrivato già
è arrivato già Moretti per la rimessa in gioco con le mani, e allora Moretti che va su Dell'Andrea che cerca di girarsi, ci riesce anche, la palla messa dentro molto bene, è preda di Urban, invece tranquillo il portiere dello Spinea che fa sua la sfera, la cede al Zanon in fianco che poi gliela ritorna. Ancora Zanon sempre sulla fascia sinistra del campo, si muove anche Ugo. Chinellato svaria, aveva facoltà di mettere qui su Ugo sulla fascia, adesso arriva la palla finalmente al difensore di fascia sinistra che di piatto va su Nassivera che si stava per servire al volo Brugnolo, poi la palla termina ancora sì sulla fascia, messa dentro molto bene, sta provando a giocare con bello schema la compagine di Spinea. Viene in avanti ancora Francescon, Moretti, Francescon alza la testa, viene contratto dal suo diretto avversario, palla che termina in fallo laterale, ma l'ultimo a toccare è stato proprio lo stesso Francescon, quindi si va con la rimessa in gioco con le mani da parte dello Spinea, cerca il numero Nassivera, il colpo di tacco al volo non riuscito, peraltro la palla rimane lì, Moretti che va a pescare, cerca di pescare Cibin che commette fallo, ma l'arbitro decide che è rimessa in gioco con le mani per lo Spinea. Chinellato in mezzo, in verticale, ancora si ferma con Beniamin che da palla, contratto un difensore del... Adesso c'è il fallo di Guerra, anzi c'è il fallo di Guerra, su Brugnolo. E allora indietro tutto con Chinellato per Zanon per Zanchin. Adesso si riparte con Chinellato ancora, palla in mezzo, poi si sposta sulla fascia, va ad essere bloccato dal giocatore Guerra, commette fallo Chinellato e si riprenderà a giocare con una punizione per la compagine di casa. Siamo sull'1-1, il risultato. Al 24esimo l'aveva sbloccato lo Spinea, poi al 30esimo lo ha riportato in parità l'Eclisse. 12esimo minuto di gioco del secondo tempo, palla che arriva a De Zotti che la serve anche bene per Cibin, mi pare, va indietro questa palla, Scarabelli, il tiro dalla lunghissima distanza di Moretti che ci prova, un tentativo che va abbondantemente a lato, però complimenti a Moretti che non ci ha pensato due volte, è andato al tiro dai 30-35 metri, un bel tiro che però è terminato abbondantemente a lato. In avanti ancora la compagine ospite con Zanon che torna dalle parti di Urban, chiama palla sotto la tribuna Ugo ma nessuno lo guarda, nessuno lo vede. Nassivera che commette, subisce, no, non commette, non subisce fallo, l'arbitro lascia andare, quindi si ritorna dalle parti di Moretti che alza ancora la testa ma viene contratto positivamente da Davide Locchiatto, classe 93 dello Spinea, che gli mette la palla in fallo laterale. Rimessa con le mani da parte di Moretti, il colpo di testa prima di un giocatore dello Spinea che serviva Beniamin che riesce in qualche maniera a riconquistare la palla. Attenzione a Gasci che adesso viene dentro molto bene ma ci pensa altrettanto bene il difensore Brustolon a mettere fuori la palla, però non molla lo Spinea che rimette in area un pallone pericolosissimo. Fortunatamente la difesa di casa reagisce bene e mette fuori ancora questo pallone, anticipo trovato di Zanon, poi Chinellato che combina un guaio dando palla alla formazione di casa. Brutto momento di gioco, spezzettato e non bello sotto il profilo. Ancora una complicazione da parte di Francescon che stava per combinarne un'altra. Oggi non è una grande giornata per Francescon, ha sbagliato un po' di palloni preoccupanti e brutti da sbagliare nella zona di sua competenza, quindi deve stare molto attento.
c'è anche da dire che comunque ha dei clienti non di primo pelo e quindi deve fare maggiore attenzione. Segat sulla fascia destra del campo, alza la testa e guarda la posizione di De Zotti, cerca di servirlo, non ci riesce perché lo Spinea esce bene con palla presa e poi sui piedi. Nassivera ancora per Beniamin, cercano di ragionare e di giocare i due, ma la palla termina ancora sui piedi di Chinellato in mezzo al campo. Guerra se ne va, Chinellato si allunga in scivolata e gli tocca la palla. Bravo Chinellato che è entrato bene, era entrato poco nei primi 15 minuti di gioco, poi ha preso in mano la squadra in mezzo al campo, si è fatto dare la palla ed il suo ruolo, insomma quello di metronomo lì davanti, prende palla e la smercia a destra e a sinistra, e quindi quando non lo fa la squadra ne risente, quando invece riesce a fare il suo gioco la squadra può giovarne. In avanti ancora Nassivera perde questo pallone, indietro tutto con Chinellato che pesca la retroguardia dei Poli, che va su Zanchin in avanti cercando di far viaggiare ancora i suoi, palla fermata dalla compagine di casa che scaraventa in avanti. Dell'Andrea che ne approfitta, vede che non ce l'avrebbe fatta a prendere questo pallone, va sulla corsa ma arriva prima di lui Urban che prende palla con le mani e fa viaggiare i suoi. Intanto davanti alla nostra postazione possiamo vedere sotto la tribuna il primo cambio che effettuerà Della Bella, e allora c'è Janko pronto, c'è da vedere se rimarrà con i 4, cioè portando proprio anche 3 o 4 punte cercando di fare il gioco, oppure se tirerà fuori un difensore e inserirà. Attenzione a questa azione ancora dello Spinea, pericoloso, troppo lento Segat, è andata bene questa volta, è andata bene. Ugo va al tiro, si schianta contro un giocatore di casa, c'è Dell'Andrea in azione difensiva, anticipato Beniamin, poi la palla termina fuori, adesso si procede al cambio sicuramente, vediamo che intenzioni ha Della Bella, chi sarà, no, ma il guardialine non dà l'ok all'arbitro, eccolo adesso dà il cambio. Allora Dell'Andrea forse? No, il numero 7 è in effetti De Zotti viene tirato fuori dal campo. De Zotti, 17° minuto del secondo tempo ed entra Janko. Allora De Zotti c'è da dire che non ha fatto male, perché non possiamo dire che abbia fatto malissimo, però non ha inciso più di tanto nella partita, quindi trovo giusta la sostituzione di Della Bella. Ci prova Della Bella inserendo Janko. Allora Janko va a posizionarsi, vediamo, per il momento è qui sulla fascia, è la prima spizzata della partita, della sua entrata, non riesce a farla perché alle spalle c'è dei Poli che lo anticipa, però stiamo ancora vedendo dove andrà a posizionarsi in questo. Adesso l'Eclisse può schierare anche, può andare con 4 punte, perché ci sono Janko, Dell'Andrea, Cibin dalla parte opposta e a sostegno adesso forse c'era il fallo su Scarabel, no, a sostegno ci arriva anche De Faveri che gioca piuttosto alto. Moretti perde palla, bella la sventagliata di Beniamin che torna a farsi vedere. Attenzione Geish, attenzione, bisogna tenerlo, non questa marcatura, poi in qualche maniera riesce ad allontanare la palla e con l'aiuto di Guerra lancio lungo, l'arbitro lascia correre anche questo intervento. In avanti lo Spinea che non demorde, non chiude. Beniamin sulla linea di metà campo fa viaggiare il numero 4 Locchiatto, che mette dentro per il solito Nassivera, che deve vedersela con la retroguardia schierata della compagine di casa, e la palla termina tra le mani della Colletta, che è pronto al rinvio, ed è pronta anche la panchina di Pierpaolo Deste ad effettuare il cambio o i cambi. Vediamo se li effettua adesso, sì, pare di sì, quindi c'è il cambio anche da parte della compagine ospite,
che intorno al minuto 19 manda in campo, fa un doppio cambio tra l'altro, allora manda in campo il numero 20, allora 7 per 17 intanto, quindi al 19esimo fuori Brugnolo, dentro il 17 Barzan. E ancora al 19esimo secondo tempo sta per entrare Bonaldi, vediamo al posto di chi. Ecco che arriva la segnalazione, sì, si alza, che è il numero 9 mi pare, Gasci. Sì, è il numero 9 Gasci, 19esimo del secondo tempo, entra il numero 20, allora fuori Gasci, dentro Bonaldi. Per Gasci non è stata una giornata fortunata, ha avuto grossissime occasioni sui suoi piedi, le ha sprecate, un po' per sfortuna, un po' per frenesia di andare al tiro, di andare al gol, non ce l'ha fatta e quindi diciamo insomma che la scelta e anche questa dell'arbitro. Adesso c'è Janko che guadagna il primo fallo della sua partita ed è questo che ci piace di Janko, insomma, quando va a prendersi questi falli, quando va a spizzare la palla, quando tiene palla e fa giocare la squadra. Questa è l'utilità di questo giocatore che ancora non è al 100% fisicamente, ci diceva Della Bella la settimana scorsa, e quindi parte dalla panchina. Poi sarà da vedere insomma se tra lui e Cibin la scelta ricadrà ancora su Janko oppure si continuerà ad andare avanti con Cibin schierato con il numero 9 da titolare, anche perché Cibin effettivamente non sta facendo proprio niente male. Scarabel sulla palla insieme a lui Dell'Andrea, la lascia per Dell'Andrea che va al tiro, pugni il portiere Urban, la palla è ancora di Scarabel, tendono e tardano ad uscire quelli dello Spinea dalla porta, la lascia andare Urban facendoci sobbalzare, almeno per quanto riguarda la nostra postazione sembrava che il giocatore avesse controllato male, invece ci deve scusare Urban se abbiamo dubitato di lui. Palla che termina in fallo di fondo e può ricominciare a macinare gioco la compagine ospite che viene in avanti con dei poli per linee orizzontali, sceglie di andare su Ugo, ancora dei poli e ancora Zanon, sempre per linee orizzontali, tutta la linea difensiva servita con Zanchin dalla parte destra che sbaglia il rilancio e allora ne approfitta Scarabella. È un buon momento questo mi pare per la formazione di casa, mette dentro questa bella palla dell'Andrea per il tentativo di andarsela a prendere da parte di Cibin, rimane a terra un giocatore dello Spinea colpito da tergo da parte di Cibin, mi pare un pestone ancora ai danni del giocatore che si lamenta giù in fondo, ed è Alessandro Zanchin, un 2000, è pronto il massaggiatore ad intervenire dall'altra parte del campo, dovrà fare una bella corsetta, vediamo se sarà necessario, pare di no pare di no perché Zanchin si alza con l'aiuto del suo portiere, con l'aiuto di Urban, torna in campo, torna in posizione, palla che Cibin concede, regala e fa rigiocare lo Spinea che riparte sempre da dei poli, che prova a macinare campo in avanti, poi deve andare su Chinellato, ancora in orizzontale per Zanchin che va ancora in orizzontale per Zanon, stessa cosa per dei poli, gioca la linea difensiva con Ugo che non trova sbocchi, non trova spazi, prova a sventagliare tutto dalla parte opposta ed è un bel lancio. Nassivera che controlla bene, mette giù, buono anche questo tentativo di azione per Beniamin che era in fuorigioco, però Beniamin era in fuorigioco, la bandierina del guardialine si era alzata, fa bene l'arbitro a non perdere ulteriore tempo, dice l'avevo vista, tranquillo, segnato, però lasciamo giocare. Giustamente mi piace la mentalità appunto di questo arbitro e di come tra l'altro ha arbitrato, perché ha arbitrato lasciando giocare anche su diversi scontri fisici che ci sono stati, per esempio questo. Cerca di metterlo dentro il numero 17 Elia Barzan che è un 99, va indietro ancora su Beniamin che torna dalle parti di Ugo che centralizza per Zanon che pesca Chinellato
il piede non è dei migliori in questo caso, Chinellato la butta via altissima sopra la traversa e direttamente sul fallo da fondo. Riparte Della Colletta, che poi si accorge dell'arrivo di Nassivera sull'uomo a cui stava per dare palla, e allora Della Colletta è pronto al rinvio lungo oltre la metà campo, va al colpo di testa o tentava di andare al colpo di testa Janko, anticipato da Dei Poli. Fanno a sportellate Dei Poli e Janko, palla che termina fuori. Elia Berzan viene fermato sulla linea dalle Dell'Andrea, che ha guadagnato metri e l'arbitro prima lo ha lasciato battere e poi lo ha fermato. Ugo alla battuta. Vediamo dove va Ugo a battere, perché ha chiesto al direttore, e allora va su Dei Poli che gioca in orizzontale per Zanon, così pure Zanon. Lancio lungo adesso per provare a velocizzare, parte con il numero 20 sulle spalle Bonaldi, che viene fermato ancora sulla fascia, e dall'altra parte c'è il numero 20 con maglia rossa, che è Janko, che va a dare pallone al numero 9 di casa, Cibin, che è stato atterrato dal numero 5 Zanon, e c'è la ammonizione per Zanon, che termina sul taccuino dell'arbitro per questo fallo un po' troppo rude, il contatto tra i due. E allora sul pallone c'è Capitan Scarabel, che vorrà mettere questa palla dentro l'area di rigore. Intanto tutto a posto, tutto sereno tra Cibin e Zanon, si sono dati la mano, nessun problema. Scarabel si alza dalla panchina ancora Pierpaolo Deste, che dà suggerimenti ai suoi. Scarabel, l'arbitro che fa segno di vedere tutto, in area ci si spintona, palla che non arriva, è troppo bassa, poi attenzione, cerca di girarsi in qualche maniera Cibin, non ci riesce, ci ha tentato in 2 volte, palla conquistata ancora da Francescon, che gira, per fortuna di Francescon, ha girato un po' troppo stretta questa palla, né Dell'Andrea né Moretti, che sarà impegnato ad andarla a prendere, sono riusciti a giocarla, e Francescon si è sentito un po' le chiamate, le urlate soprattutto di Dell'Andrea, che arriva a prendersi questa palla, anticipo tentato di Moretti, che poi deve aiutarsi con il corpo e tenere Nassivera per non farlo partire. C'è punizione per la formazione ospite, con Ugo che la dà a Chinellato, che va da Zanon su Zanchin che punta in avanti ancora, viene bene fuori lo Spinea con il tentativo tutto sulla fascia con l'Occhiatto, che viene fermato lì. Riparte la formazione di casa, attenzione a Scarabel, vai Scarabel che lancia dalla parte destra del campo, il tentativo di Janko che la mette ancora giù, cercava Dell'Andrea ma sospinge ancora Scarabel per Dell'Andrea che prova questo delizioso pallone, c'è il palo colpito dal numero 8 De Faveri, ancora su questa scodella di Dell'Andrea che mette in mezzo all'area. E colpo di testa del numero 8 De Faveri, che colpisce il palo, ed è una bella occasione questa sprecata dalla compagine di casa al 28esimo, quasi 29esimo del secondo tempo, siamo quasi alla mezz'ora e le due compagini adesso mi pare che tentino il tutto per tutto. Non male questo Benjamin, che ha lasciato sfilare la palla e poi ha mandato il tiro al volo, costringendo ad una parata senza grossi problemi, senza grossi difficoltà
il portiere di casa della Colletta. Dell'Andrea e Nassivera che parlano e discutono. C'è un altro cambio per quanto riguarda la formazione di casa. Esce Guerra al 30° esce Guerra ed entra il numero 19, entra De Zotti, Rocco De Zotti, che ogni volta che è entrato ci è piaciuto, è partito titolare in Coppa, ha fatto anche benino. È un giovane, Rocco De Zotti, è un classe 2001, però fin dalle prime amichevoli che abbiamo visto ci ha almeno personalmente impressionato la personalità di questo giocatore, che non sembra insomma un 2001. Colpo di testa e spizzata all'indietro, solita classica di Janko, che poi aveva prolungato questa palla, Dei Poli la fa toccare, la fa sbalzare su dell'Andrea. Altro cambio, arriva il cambio anche per lo Spinea, che fa uscire Beniamin, mi pare, sì, fa uscire Beniamin al 30° anche lui, e Beniamin sicuramente uno dei migliori dei suoi, che ha giocato una buonissima partita, ha inciso nel match con l'assist poi del primo gol del vantaggio dello Spinea. Urban, che attende la discesa dei suoi per cedere palla, la cede a Zanon, che non vuole responsabilità, va su Urban, ma Urban dice vai, pensaci tu. Zanon su Zanchin che sventaglia in avanti per trovare il numero 18 Tessari, fermato. Si riparte con le mani ancora da parte dello Spinea, che torna indietro perché non ci sono varchi, non ci sono buchi per entrare nella retroguardia di casa. Il colpo di testa di Francescon, palla alta che rimane lì in difficoltà Scarabel, la riguadagnano quelli dello Spinea. Viene a montare una guardia buona De Faveri ancora con l'aiuto di Moretti, De Faveri che la butta in avanti, la lascia passare dell'Andrea, pensava ci fosse più vicino Janko, che va a saltare adesso mettendo paura a tutti. Rocco De Zotti, scusatemi, che riesce a tenere lì la palla, poi blocca tutto ancora Nassivera, che non molla sul tentativo di rinvio di Moretti, va a guadagnare una rimessa in gioco con le mani già fatta dalla formazione di casa. Scaraventa in avanti per la solita testa e spizzata di Janko, che incoccia contro la testa del suo avversario Dei Poli. Colpo duro, ma fortunatamente non c'è nessun problema. I due hanno controllato se c'era del sangue, fortunatamente no, e si può tornare a giocare con la linea difensiva fatta lavorare molto dalla squadra di Pierpaolo Deste. Sventaglia Ugo dalla parte opposta alla sua posizione, è buona, e allora può manovrare mentre si arrabbia e dà qualche urlata della bella per la posizione dei suoi, che si fanno ogni volta, non dico infilare totalmente, però con difficoltà vanno a riprendersi questi giocatori che lì, soprattutto poi sulla fascia sinistra del campo, stanno facendo un po' il bello e il cattivo tempo. Viene addirittura Zanon a prendersi questa palla, la scaraventa in mezzo, c'è Brustolon che poi la serve involontariamente perché il rinvio era finito sui piedi di Chinellato, che è andato al tiro dai 30-35 metri, un tiro che è passato di poco sopra la traversa della porta difesa da Della Colletta, che secondo me c'era comunque sul pallone. Ancora il colpo di testa di Janko che va a riprendersi palla, anzi era Cibin, eccolo Cibin che manovra, Cibin per De Zotti, De Faveri, scusatemi, ma palla di De Faveri per dell'Andrea e per Janko che non è passata. Nassivera 1 contro 2, alla meglio questa volta Francescon, attenzione all'impostazione adesso perché Francescon è fuori, sono in 3
in difesa. Francescon continua sulla fascia, può andare in avanti ancora, attenzione perché riparte lo Spinea adesso ed è leggermente sbilanciata la formazione di casa con Nassivera che si incunea tra le fila. Qui si lascia andare, qui è furbo, si è lasciato andare, non c'era assolutamente nessun fallo. Moretti si arrabbia con l'arbitro perché voleva l'ammonizione per simulazione da concedere appunto a Nassivera, palla che Nassivera tra l'altro con esperienza ha portato in mezzo al campo, poi l'ha buttata lì, ha dovuto Francescon andarla a buttare fuori, mentre Nassivera e Moretti hanno qualcosa da dirsi e capiamo anche cosa possono dirsi, che Nassivera continua a dire guarda che non mi sono buttato giù, mi hai spinto, e Moretti invece, e questa volta portiamo per il difensore perché abbiamo visto insomma dalla nostra postazione che si è lasciato andare appena si è sentito, non dico tanto spinto Nassivera, ma da tergo un po' spostato, si è lasciato andare e quindi nulla di fatto. Attenzione a questa palla con il colpo di testa di Ugo che la mette fuori, ma arriva ed è spinto da tergo De Faveri. L'arbitro questi falli non li ha mai controllati, non li ha mai dati, ha lasciato giocare. È un po' lo stile di questo arbitro che si è capito fin dalle prime battute. Con le mani Ugo per trovare il numero 18 Tessari che fa scivolare la palla. Tessari è un altro bimbo, insomma un altro ragazzino, classe 2001. Con le mani Ugo ancora per Nassivera che più bimbo non è, ma è un giocatore importante, è un giocatore prezioso per lo Spinea. Ugo sventaglia via Scarabel di testa, viene a prendersela dell'Andrea che poi non riesce a rigiocare questa palla che lo Spinea perde. Dell'Andrea con le mani, De Faveri indietro per Moretti per Scarabel per Rocco De Zotti che aveva cercato di imbucare bene questa palla però che è andata in mezzo tra un giocatore e l'altro, nessuno dei due è riuscita a prenderla. Può giocare ancora con molta calma la retroguardia ospite con Dei Poli che viene in avanti, Zanon frena tutto e lo costringe al passaggio in orizzontale. Siamo al 37esimo minuto di gioco e lo Spinea ha pronto un altro cambio che vediamo davanti alla nostra postazione. Bella questa azione dell'Eclisse, attenzione, viene in avanti il tentativo di Cibin. A un certo punto Dell'Andrea si è fermato, o pensava che non arrivasse questa palla oppure noi dalla nostra postazione non siamo magari in grado di giudicare quanto vicino o quanto lontano fosse il giocatore, perché sembrava molto strano che Dell'Andrea avesse mollato così, però era un buon traversone rasoterra messo dentro da Cibin che poteva provocare danni alla retroguardia ospite. Segat che non riesce nell'anticipo, palla che però rimane lì e allora può ripartire ancora una volta l'Eclisse con Scarabelli in mezzo al campo, sceglie Moretti sulla fascia sinistra del campo, Moretti che spinge ancora per Dell'Andrea per o la corrente Moretti oppure De Faveri, nessuno dei due riesce a prendere questa palla, possono ripartire quelli dello Spinea. Con calma Nassivera, attenzione alla partenza di Nassivera che si schianta contro l'uomo, però non possono pensare di avere il fallo. Nassivera, uscita di Segat, malissima, uscita di Segat, bruttissima. Segat si divora Nassivera per il 20, Nassivera per il 20 e il gol che colpisce la compagine di casa. E ancora una volta un errore difensivo, che spalanca le porte all'attaccante. Quando spalanchi le porte così hai poco da chiudere, insomma.
Il numero 20, che è Filippo Bonaldi, classe 98, castiga l'Eclisse. Cambio nelle file dello Spinea, entra il numero 19 Cendron al 39esimo minuto di gioco. Vediamo chi esce. Chiaramente si perde un po' di tempo perché esce Nassivera tra gli applausi, secondo me, perché li merita tutti. Esce Nassivera ed entra il numero 19, eccolo, tra gli applausi del pubblico di Spinea, giunto qui al D'Agostin. C'è anche l'Eclisse che fa un cambio. E allora fuori il numero 8 De Faveri, sempre al 39esimo, e dentro il numero 18 Pompeo. Ci prova giustamente Della Bella. Deve scaraventarsi in avanti la formazione di Della Bella per cercare il pari. Con calma, con tranquillità, ci sono 5 minuti più eventuale recupero, e ci sarà un pochino di recupero perché sono 4 i cambi su Spinea più 3, sono 7 cambi in tutto, insomma 3:21 ci saranno 2 o 3 minuti di recupero sicuramente, quindi ci sono ancora da giocare 7-8 minuti, quindi con calma. In avanti la formazione di casa, Dell'Andrea che se ne va per le terre, allarga il braccio, le braccia sconsolato. Però adesso, ragazzi, è chiaro che noi viviamo la partita seduti comodi dalla cabina stampa, forse non ci rendiamo conto se ci sono degli screzi, dei tocchi, dei falli, però diciamo che la formazione di casa è andata via via lamentandosi sempre un po' troppo dell'arbitraggio, che è stato un arbitraggio che ha fatto capire subito, fin dall'inizio, quali falli avrebbe fischiato e quali no. Sugli scontri a 2 non ha mai fischiato un fallo, ha lasciato sempre giocare, e devo dire personalmente trovo, adesso c'è, attenzione, Brustolò non deve metterla sulla rissa perché altrimenti finiamo male. Già c'è Damuzzo che sta scontando 4 giornate di squalifica prese nella passata stagione, quindi attenzione, e dovrà scontare ancora domenica prossima l'ultima giornata di squalifica prima di poter rientrare. Sappiamo che Damuzzo è uno dei giocatori su cui Stefano Della Bella fa affidamento, e quindi vorrebbe in campo. Attenzione, ancora uno sbaglio per quanto riguarda il reparto difensivo che è in difficoltà. Viene dentro, va al tiro il numero 20 Bonaldi, che dopo il gol si è gasato sicuramente, però ha avuto degli spazi da sfruttare giganteschi. Ancora un errore del reparto difensivo, questa volta era più che del reparto difensivo, è stato un errore di Pompeo che ha dato palla libera e ha dato via libera al giocatore dello Spinea. Quarto calcio d'angolo per la formazione dello Spinea, che con Giacomo Tessari va alla battuta. Per questo calcio d'angolo. Siamo agli sgoccioli della partita, però bisogna cercare Della Colletta che esce, lo tocca con una mano, poi rimane fuori, e fortuna sua Barzan non fa altro che mettere alto, altissimo questo pallone. Della Colletta pronto con i piedi, il rinvio lungo. Adesso c'è un po' di frenesia, c'è un po' di difficoltà a portarsi in avanti anche in questo caso. Vedete, palla che l'arbitro lascia giocare perché la palla era terminata ad 1 di casa, e allora avanti tutta ancora con questa palla scodellata dentro, si rigioca, c'è lotta adesso, sportellate tra Brustolon ed il numero 19 Cendron. È fallo di Brustolon, anzi di Francescon, che ha avuto difficoltà oggi, molte, sulle marcature che gli sono capitate durante la partita, durante la gara. Non ha brillato più di tanto. E l'arbitro Andrea Bortolussi della sezione di Nichelino, che fischia adesso per Chinellato, che sventaglia la palla
su Bonaldi, l'autore del gol del vantaggio, mentre tra poco sapremo quanto recupero ci sarà da fare in questo secondo tempo. C'è il mister Pierpaolo Deste che chiama i suoi alla massima attenzione. Se ne va ancora, attenzione, perché un pallone ancora rischiato da Brustolon. Non ci siamo con la testa, stiamo giocando con l'assillo, con la preoccupazione, con le difficoltà giù in difesa, e si vedono tutte. Una linea che ha perso un po' la testa dopo il secondo gol subito, quello che dà il vantaggio alla compagine ospite, lo Spinea, che potrebbe fare il colpaccio qui al D'Agostin. Intanto c'è il fallo di Dell'Andrea, 4 minuti di recupero nel secondo tempo, e insomma avevamo visto giusto, perché prima mancava un cambio da fare, quindi ci siamo. Punizione. Ammonito i 3. C'è anche l'ammonizione di chi? 3, Moretti mi sembra. Di Moretti. Lo verificheremo magari. Palla che viene fatta viaggiare per Barzan, che va vicino alla bandierina, cerca di guadagnare qualche cosa, arriva il raddoppio di marcature, c'è il fallo su Barzan che viene aiutato ad alzarsi. L'arbitro adesso deve tenere calmi un po' gli animi, perché si stanno surriscaldando. Colpo di testa cercato di Cibin, non trovato, se ne va bene Janko, che però poi non riesce a combinare nulla. Sono 4 adesso le punte messe lì davanti da Della Bella nel tentativo di ribaltare o quantomeno di portarsi nuovamente in parità. Ancora Janko, il tentativo di girata di testa non riuscito. Dell'Andrea che va per le terre, subisce il fallo da parte di Barzan, accentuando il tutto con un urlo, e l'arbitro questa volta dà il fallo per la formazione di casa. È la punizione battuta da Scarabel. Pierpaolo Deste chiama l'attenzione massima su questa punizione. Non vediamo Della Bella, che era nascosto dalla panchina, però brutta questa punizione di Scarabel. In avanti tutto, ancora al volo, bravo il tentativo di colpo di testa. Qui non c'è assolutamente niente e non capisco perché. Attenzione alla ripartenza dalla parte opposta, rischio per l'Eclisse, che viene graziato su questa ripartenza. Non bisogna protestare, non bisogna fermarsi, perché i rischi sono tanti, lo hanno dimostrato adesso. In avanti ancora la formazione di casa con Scarabel che punta l'uomo, viene bloccato, poi la palla va sull'uomo dello Spinea, che raccoglie tutto. L'Occhiatto indietro, in avanti adesso, 1-2, veloce, può giocare ancora. L'Occhiatto che la mette di piattone davanti, dove fanno a sportellate Moretti e Cendron. La mette giù Janko, molto bene. Janko vede dalla parte opposta, poi finalmente fa il cross, c'è Zanon che va a colpire di testa, ma la palla rimane lì, e allora c'è l'occasione per la compagine di casa che va al tiro, ma viene bloccato tutto, e può ripartire la formazione dello Spinea con Chinellato che rallenta il gioco. Ancora dalla parte opposta Chinellato che aveva cercato di bloccare i suoi. Adesso siamo tutti... questa volta viene avanti bene, ma nessuno lo segue. Ugo che spinge. Sono stanchi anche quelli dello Spinea, attenzione, perché le squadre si sono non allungate di più, con il numero 17 Barzan che porta indietro e porta in giro gli uomini dell'Eclisse. Viene dentro Cendron marcato da... Ancora una volta raddoppio di marcature con Francescon e Moretti, strappa la palla Moretti, cerca di uscire, la palla è guadagnata dalla formazione dell'Eclisse, deve velocizzare il tutto Moretti per Brustolon che sventaglia in avanti, il colpo di testa, la spizzata di Janko, di Cibin, rimane lì la palla su Cibin, la fa viaggiare su Dell'Andrea che punta l'uomo, Zanon non si fa saltare, commette fallo Dell'Andrea.
commette fallo dell'Andrea su Zanon, logico, letto, e l'arbitro dice che può bastare, triplice fischio e il risultato è ancora una volta a favore dello Spinea, che vince qui al D'Agostin per 2-1, una partita che lascia un po' l'amaro in bocca sicuramente alla formazione di casa, che avrebbe potuto fare molto di più, però si sono innervositi ad un certo punto anche nel secondo tempo. Questo continuare a protestare contro l'arbitro secondo me è stato un pochino deleterio, è stato un pochino brutto, non favorevole. Adesso stiamo vedendo anche alcuni giocatori di casa che stanno parlando proprio con l'arbitro, che in questi casi può solo rispedire negli spogliatoi le due formazioni. Si conclude, vince lo Spinea 2-1 sul campo del D'Agostin di Pieve di Soligo, linea che torna definitivamente allo studio. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.